Potrebbe accadere che improvvisamente non abbiamo più l'acqua nei nostri canali e non abbiamo più l'acqua in pressione. Diciamo che potrebbe essere anche prima di Ferragosto. Caldo torrido, assenza di piogge e i 3 laghi montani che alimentano il sistema irriguo del Piave, Mis, Pieve di Cadore e Santa Croce, ridotti ai minimi. Ancora pochi giorni e non ci sarà più acqua per irrigare. È l'allarme del Consorzio Piave, che ha quindi deciso di razionare l'acqua. Lo scopo è riuscire a salvare le colture non ancora giunte a maturazione, come vigneti, orticole e secondi raccolti di mais e soia. Al via dunque misure di razionamento dell'acqua con irrigazione a giorni alterni per orti e giardini nei 40 comuni serviti. Metà di questi, i giorni pari, possono utilizzare l'acqua, l'altra metà li utilizzano per i giorni dispari. Cosa vuol dire questo? Vuol dire sostanzialmente utilizzare metà dell'acqua che veniva destinata quotidianamente per questo servizio. Sul sito e di canali social del Consorzio di Bonifica Piave l'elenco dei comuni coinvolti e di giorni di possibile utilizzo. Potrà usare l'acqua solo chi è in possesso di autorizzazione per uso orto-giardino. Per i terreni agricoli prevista una limitazione del prelievo con irrigazione vietata per le colture che hanno raggiunto maturazione. Vigneti e colture specializzate potranno essere irrigate solo con rispetto dell'orario assegnato o allegato all'autorizzazione al prelievo di emergenza. L'attenzione è massima, ci saranno controlli e chi non rispetta le regole rischia sanzioni salate dai 200 ai 400 euro in caso di recidiva e la denuncia alle autorità per furto d'acqua. Quanto preziosa è l'acqua impone che venga utilizzata con la massima attenzione ed è proprio per questo che abbiamo applicato delle sanzioni, perché sappiamo benissimo che le regole vengono rispettate sempre di più se a monte ci sono delle sanzioni che le fanno rispettare.